Vai, vai Di Lorenzo, vai, 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 fino in fondo. A quel punto tira tu. L'abbraccio tra Juan Jesus e Demme. Dai ragazzi, dai, comunque Napoli-Verona, attenzione. Forza. Dai. Bravo Demme. Primi due tocchi precisi. Sperando che non l'hanno struppiato però, perché se no andiamo proprio male. Kim. Attenzione. Ma Hugo veramente fa chi sta che si sta puluzzando tutto coso. Prima fa tu. Sta rimessi, ci hanno messo 10 minuti. Vai Politano, vai. Avete sentito Spalletti che chiama Elif e gli dice di stare un po' più centrale? Vediamo una sorta di 4-2-3 quando Anghissà si abbassa. Aiuta Demme in costruzione, Elif sta più trequartini. Bravo Demme, dai, vai Lozano. Manata in faccia Politano. Però se esageri mi incazzo anche con te, Vediamo il replay. Stavolta oltre alla manata così pare proprio che gli voleva dare una seconda unghiata. Sadarisce. E bandiere. Ne parleremo live. Nella foto di De Laurentiis con gli ultra. Ne parleremo. Se ne parleremo. Politano non si arripiglia, sta ancora con le mani in faccia. Olivera. Non male. Bello Dem. Sta trovando dei bei filtranti il ragazzo. Conquista la per noi. Poi sì, abbiamo fatto tutto questo bordello per questo coro nello specifico che è un po' una lagna. Vabbè, meglio del silenzio. C'era il filtrante per Dem. Dai. Bravo Lozano. Olivera. Me lo devo scrivere questo perché tante piccole cose ma niente di... Chi ha segnato? Autogol? No, non puoi insultare Politano. Che sta succedendo? Fuori gioco di che? Di chi? Olivera nel fuorigioco e non la tocca però disturba. Bravo Juan Jesus. Bravo Lozano. Sto vedendo meglio Raspadori venire incontro. Vai Politano, dai. Vabbè. Bravo Lozano. No, lasagna no, non era proprio possibile. Siamo un po' macchinosi, ragazzi. Proprio... I famosi automatismi non sono automatici più, ci devi pensare due volte, non sai dove stanno i tuoi compagni, non sai quale compagno ci sta. Kim se ne va su lì. Tocca semplice! Spalletti che grida ad Anghissà. Noia. Vi confermo una noia mostruosa, mondiale. Una noia... noiosa. Dai Anghissà! Mamma mia, quanti passaggi sbagliati, lunghi, corti. Mosci, lenti. Vai Lozano, dai. Ciocchi! Bravo Demme! Che ha formato un contropiede, se no stato buono. Tutti fermi, mamma mia, poco movimento senza palla. Che noia! Mamma mia, mi dovete lasciare i like della noia, perché non saprei altro. Io qua che c'è scritto niente. Colpo di testa, manco era di Olivera, era angolo. Ma lasciate like. È ricominciata con una foga incredibile. Dai, segna per noi. Gonfia la rete. Segna per noi. Gonfia la rete. Dai ragazzi, che però non è che si deve aspettare Osimhen per dare una svolta, una scossa, una scorza. A bandiere Bud Spencer. Bello. Gli ha dato una pedata Matteo. Gli ha dato una pedata da dietro. È vero. Gli ha dato proprio una pedata da dietro a palla lontanissima. Quasi ammonisce. Attenzione. Bravo Olivera. Maronna mia Di Lorenzo, una palla moscia stava facendo lui. È l'unico che è possibile mai che deve fare tutto lui. Non la riempie nessuno l'area, sta solo Raspadori e Di Lorenzo. Vai Di Lorenzo, vai fino in fondo. A quel punto tira tu. Fallo.
Madonna. Vi dirò di più, cioè per me deve rimanere Raspadori in campo e devi togliere Elmas, che secondo me è stanchissimo. Io metterei Osimhen e con Raspadori dietro, devi avere un po' di... Pensi anche alla prossima, Elmas ti serve alla prossima e non così stanco però. Vai Lozano, vai! Che cacchio, il tiro al bersaglio delle gambe dell'avversario! Queste palle di nessuno, le palle di nessuno! Ha messo Anghissà play, Elmas e Zielinski e Anghissà persa la palla, fallo vedere. Bravo Di Lorenzo. Ha già dice non è da voto, bravo Di Lorenzo. Raspadori oggi sembra a me. Sai quelle cose, c'hai delle idee, però prima che ti giri ci sono 3 ore perché non... Ma anche Raspadori non ha i minuti, quando io vi dico togli a Elmas e lascia Raspadori in campo, ma nemmeno. Simuliamo i crampi e buttiamo il pallone in fallo laterale, dai! Da Victor come vuole pressare pure da bordo campo. Comunque 70°. Bravo Juan Jesus, rischioso questo spalla a spalla, però Juan Jesus bravo, perché in velocità lasagna ti fa. Dai Kvara, dai. Subito la palla su Ossi. Certo che se... ti dà subito quella sensazione. Dici mo ci pozzerà la palla e vediamo che succede. La palla lunga e mette paura al portiere che... Bravo. Zielu di sinistro. Fallo stupido di Olivera, fallo stupido. Lobo fino in fondo. È sciuliato sì. Di Lorenzo. No, non l'ha mai preso. Wow, signor arbitro, hai chiamato un fallo che non esiste, quello vola, si butta a terra e fa la cosa dei crampi. Signor arbitro, abbiamo persati 10 minuti, 10. Ecco, bravo Zambone, ancora. Lobo, bravo. Oh, sì. Attenzione Verdi, vabbè, me lo scrivo giusto per scrivere qualcosa. Verdi. Vai Di Lorenzo! Io mo metterei Ostigar per il fatto della munizione di Kim che è nell'aria. Nell'aria. E anche perché magari un colpo di testa che ne sai. Vai. Oh sì! Mano la traversa! Madonna mi ha spaccato la traversa! Madonna mia! Non ci credo. Chi è? Zedad Gulam? Perché Zedad? Zedad non l'ha capito sto cambio sinceramente. Bravo Zielu, dai. Provaci. Kvara. Dai Osi. Non c'è nessuno. Mamma mia, ecco qua. Napoli vero. Meno male che chi stai scemo. Perdonate ma ve lo devo dire. Meno male che chi stai scemo. Napoli vero. Mo si sente un stadio, si sono accorti che è il 91esimo. Sapete la cosa più brutta? Bisogna dirlo perché bisogna dire tutto. Questa cosa qua, poi c'hanno ragione loro. Perché sì, con Lecce non abbiamo fatto un punto, ne abbiamo fatti 3. Ma col Verona ce ne avevano dati 3. Olivera! No, niente. Lobacca! Niente. Quindi quello che abbiamo preso con il Lecce ce lo togliamo con il Verona. Ultima occasione questo calcio di punizione. E io vi dico che vi dico niente. Ciuric è un animale di 50 metri. E non ci fa manco finire l'azione. Io voglio solo sperare. La mia unica speranza è che vi state conservando tutti i gol per il ritorno di Champions. E Osimhen si fa morire lo spello. Vabbè, i like, ma quali like? Sì, non arriveranno like. Vediamo chi mi vuole bene. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.